Consiglio comunale congiunto questa sera tra le amministrazioni di Orune e Nule, qual è il messaggio che volete lanciare? Sicuramente un messaggio positivo. Dopo tanta negatività c'è necessità di respirare aria positiva, buona, che possa ulteriormente, qualora ce ne fosse ancora bisogno, unire le nostre due comunità. Ecco, un consiglio comunale che viaggia ovviamente nel segno del ricordo di due giovani. Questo messaggio è rivolto soprattutto ai ragazzi? Assolutamente sì. Quello che noi ci vogliamo proporre è trasmettere un messaggio molto semplice. Il futuro appartiene ai giovani. Affinché i giovani si appropriino del futuro è necessario che viaggino nei binari della legalità e della giustizia. Il tutto condito con una sana educazione. Questi sono i presupposti fondamentali, per cui i depositari, i destinatari del nostro messaggio sono fondamentalmente loro, perché loro è affidato il nostro futuro. È possibile alleviare le tensioni e ristabilire quel clima di serenità tra le due popolazioni? Sicuramente sì. Tensioni sicuramente esistono perché la tragicità dei fatti questo comporta, però non tensioni tali da coinvolgere delle intere comunità che oggi si ritrovano in Consiglio Comunale in seduta congiunta ad Orune per dimostrare a tutto il mondo che la necessità di trovare una via d'uscita al malessere che regna all'interno dei nostri paesi è possibile. Noi lo faremo ad iniziare da oggi. Questo non è un punto d'arrivo ma è un punto di partenza. Lo faremo con tante iniziative che ci vedranno protagonisti, spero a lungo, che riguardino l'ambiente sportivo, culturale, perché no anche religioso, che comunque possano dar smalto e ulteriore linfa alle nostre due comunità tragicamente colpite in questo momento. È tutto finalizzato per ritrovare Stefano, che si mettano la mano sulla coscienza, chissà, è solo quello che noi diciamo, chissà parli, ma non hanno una coscienza, hanno figli, tutti, hanno figli, si mettono la mano solo quello. Noi rappresentiamo tutto, ma sempre per trovare Stefano. Grazie. Ora, il 7 e l'8 maggio, lo sappiamo tutti, sono state due giornate tragiche per la nostra comunità. E questo è innegabile. È iniziata il 7 maggio con la scomparsa di Stefano ed è proseguita l'8 maggio con il tragico omicidio di Gianluca Nonni. In una giornata di riflessione come questa non si può non ricordare questi due fatti allucinanti che si sono capitati. E non solo per chi li ha vissuti direttamente, non solo per i suoi familiari, ma anche per le nostre comunità, che sono vittime quanto loro. E allora nasce l'esigenza, dobbiamo fare qualcosa, pur avendo la certezza che nessuno di noi ha la bacchetta magica per trovare la soluzione del problema, perché non è di questo che si tratta. Però dovevamo dare un segnale forte, un segnale che volesse dire fondamentalmente distensione. Ecco per il motivo del Consiglio Comunale congiunto. Stefano, noi non sappiamo che fine che ha fatto, lo possiamo solo immaginare, possiamo pensare in maniera, come dire, diversa e trasversale. Però un appello penso che sia doveroso fare. L'abbiamo già fatto attraverso i media, attraverso le televisioni, ma chissà, deve assolutamente fare in modo che alla famiglia sia restituito. Questo credo che sia un problema. Conoscenze, familiarità, amicizie millenarie vengono tutto d'un tratto spazzate via dalla mano crudele di qualcuno che tutto si può dire fuorché che rappresenti l'essere umano. E la rabbia è tanta, è veramente tanta, si sente anche dal tono di voce, che ogni qualvolta ci penso, il riferimento va sempre a Marco e va sempre a Carmela e ai familiari di tutti, che oggi stanno affrontando un dramma inaudito, ma va sempre anche alla famiglia di Gianluca Nonni, che ho visitato poco tempo fa con Michele. Michele ha ricambiato la visita venendo
a Nule, una visita graditissima da parte del padre di Stefano, Marco Masala, che oggi mi ha incaricato di portare il saluto ed un abbraccio veramente sentito all'intera comunità di Orune. Ci sono i familiari di Stefano qui e li ringrazio profondamente, perché per noi è veramente un segno tangibile che le nostre comunità possono effettivamente cambiare.